fatto la partita all'Osteria dei Rigori, è una partita che dal punto di vista sia atletico che fisico diciamo che sono prevalse le difese. Una partita in cui avete tentato a decollare, un tuo commento comunque nel finale che vi ha portati al titolo, un altro titolo in casa Gotham. Guarda, indubbiamente il fatto che un po' il caldo e diciamo il campo un po' più lungo rispetto al solito ci ha dato diciamo difficoltà a tutte e due le squadre, soprattutto verso la fine del secondo tempo. Personalmente penso che non poteva che finire così ai rigori, perché comunque siamo due squadre fortissime e abbiamo le due migliori difese, mi sembra, e quindi c'è stata questa lotteria dei rigori, ringraziando il cielo, ci ha sorriso a noi e così va bene. In campionato avete vinto in entrambi gli scontri diretti, oggi no, cosa che non vi ha fatto imporre il vostro gioco? Ma diciamo che personalmente credo che siamo entrati un po' troppo contratti il primo tempo, quindi loro hanno preso fiducia, noi siamo andati un po' in difficoltà il primo tempo, il secondo tempo siamo riusciti a tirare fuori il carattere, abbiamo fatto pure 2 o 3 azioni da gol, alla fine ci siamo equivocati come hai detto te. Va bene, a chi lo dedichi questo scudetto? A tutta la squadra e a Maurizio Giuseppucci, che ha permesso per il secondo anno di seguito, che ci ha regalato queste emozioni. Un applauso a tutti noi. Grazie.